Se l'obiettivo era quello di intimorirmi, questo assolutamente no, anzi andremo avanti più forti di prima e continueremo nell'attività amministrativa che stiamo portando avanti con forza e determinazione in questi 3 anni. Insulti a ripetizione e poi quella frase: la morte è il minimo che vi aspetta. Minacce scritte al PC, una lettera delirante e anonima contro sindaco e giunta, affrancata, spedita e arrivata all'ufficio protocollo del comune di Farra di Soligo. Non un'accusa specifica, ma un generico e corposo attacco alle scelte generali di chi amministra. In queste ore la denuncia ai carabinieri da parte di un primo cittadino che non si dice intimorito, ma profondamente amareggiato. Non è il primo né sarà l'ultimo degli amministratori minacciati, ma, dice Perencin, è l'ennesimo segnale di una situazione insostenibile per molti. I comuni sono diventati ormai il collo di bottiglia per tutto. Ci troviamo ad affrontare situazioni veramente difficili e complesse, cercando anche di dare delle risposte ai cittadini che si rivolgono a noi, spesso anche risposte o comunque ci vengono sottoposti dei problemi che non sono magari neanche di nostra competenza. È chiaro che noi cerchiamo di fare del nostro meglio e quindi può darsi qualcuno ci individui come magari dei capri espiatori. I carabinieri stanno indagando sull'origine della missiva, intanto Perencin si rivolge direttamente all'anonimo mittente. Che si presenti, che si firmi almeno la prossima volta e che abbia il coraggio delle proprie azioni, perché non c'è niente da nascondere, non c'è niente da aver paura e chi manda lettere anonime minatorie di questo tipo è solamente un codardo. Per cui si faccia avanti e io lo affronto senza nessun problema.